Il patrimonio ambientale delle nostre città non può prescindere dal florovivaismo, un settore che riveste un ruolo fondamentale nella riqualificazione dei centri urbani sempre più soffocati dal cemento, soprattutto in un nord-est che si conferma la zona d'Italia con il maggior consumo di suolo dell'intero territorio nazionale. Di questo si è parlato nel corso del convegno denominato Il Verde in Città e promosso dalla CIA, Confederazione Agricoltori Italiani, sezione di Padova. Il convegno è stato organizzato nell'ambito della 3 giorni di Flormart, l'evento fieristico che ha portato oltre 300 espositori del settore nei padiglioni della Fiera di Padova. Il verde urbano in questo senso rimane elemento cardine nella salvaguardia dell'ambiente e nella manutenzione del paesaggio. Se pensiamo che siamo in un giorno delle manifestazioni dello sciopero del clima, quindi questo movimento, questa idea di cambiamento che si ha all'interno della città, è chiaro che noi come CIA ci siamo posti anche il progetto di dire dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare di questo settore e che rapporto vogliamo avere con la cittadinanza, con le istituzioni, con i comuni e con tutto quello che è l'ambito politico. Il verde sempre più ad oggi assume caratteri importanti rispetto a quella che è una migliore vivibilità, un miglior benessere che noi abbiamo all'interno dei nostri paesi, delle nostre aree, delle nostre città. Un settore che oggi vanta un peso importante anche in termini di produzioni nazionali e soprattutto venete. Nel 2018 il numero di aziende venete attive nel florovivaismo è sceso a 1451 unità, con una flessione del 2,4% rispetto all'anno precedente, e la provincia di Padova con 445 unità, seppur in calo dell'1,5%, concentra ancora oltre il 30% delle aziende regionali, confermandosi punto di riferimento per tutto il territorio. Varie ricerche fatte sia nel Veneto sia specialmente all'estero hanno posto in evidenza, hanno cercato di quantificare qual è il valore monetario delle attività che si possono svolgere nei parchi urbani, cioè delle attività ricreative che si svolgono nei parchi urbani. E da queste ricerche è emerso che in generale il valore ricreativo è effettivamente molto elevato e in certi casi è addirittura comparabile col valore delle vicine aree edificabili. Tra i vari settori produttivi il più numeroso è quello del vivaismo ornamentale, di cui Padova detiene l'88,5% delle aziende impegnate. Padovano è anche un terzo delle aziende orticole, il 34,8%, mentre il frutticolo si conferma al 15,2% del totale veneto, aziende che garantiscono alla popolazione la possibilità di alimentarsi in modo sano. Importantissimo rivalorizzare questo concetto di verde in città. Se pensiamo che abbiamo investito nel distinguersi rispetto agli altri stati europei e anche mondiali, oggi è giusto tirare anche delle somme dei percorsi fatti. Il florovivaismo è una branchia dell'agricoltura e oggi la nostra identità non deve essere solo quella mera della produzione del cibo, ma deve essere un aiuto al sociale e una difesa del suolo. Noi siamo convinti che la CIA riconosce il fatto che non ci sarà futuro senza agricoltura.